Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Eccoci pronti per un'altra puntata di Trieste in diretta, che nella seconda parte parlerà di università, soprattutto per quanto riguarda l'orientamento e alcuni nuovi corsi, soprattutto per quanto riguarda gli anni successivi al triennio. Qui verrà fuori il fatto che io appartengo ad una generazione che ragionava per corsi unici e non per trienni e bienni. Mi pare che si chiamino corsi specialistici, ma insomma capiremo dopo con i nostri ospiti. Nella prima parte siamo insieme a Monsignor Mannati, vicario episcopale, con il quale parleremo di un libro che verrà presentato domani, credo in Via Tigoli, insomma, sì, Centro Pastorale Paolo VI. Però visto che qua insomma, gli storici della letteratura citerebbero l'enjambement, nel senso che in questi giorni ogni nostra trasmissione si rincorre con l'altra, nella parte di Trieste in diretta dedicata all'università parleremo anche di intelligenza artificiale, che è appunto un argomento con cui che abbiamo trattato con Don Mannati, credo ieri, se non mi sbaglio, sì. E che rappresenta certamente qualche cosa a cui soprattutto i giovani guardano con grande interesse, ma che rappresenta anche, accenniamo velocemente, anche una sorta di sfida e qualche cosa che deve essere ancora probabilmente conosciuto meglio e presentato ancora meglio. Sì, dunque non parlerei di una problematica dell'intelligenza artificiale, ma è una tematica che ovviamente va focalizzata, cioè la scienza deve ovviamente andare avanti, procedere, perfezionarsi, e anche come una realtà coadiuvante alla persona umana, sia nel lavoro come anche nel gioco e nella medicina, dove che si vuole. Però ovviamente questa, diciamo, volontà, questa tematica dell'uomo di quasi creare lui un'altra dimensione tra virgolette antropica, ecco, è una grande tentazione ed è anche, diciamo, un benessere. Però bisogna essere attenti dal punto di vista proprio psicologico ed etico, come dicevamo l'altro giorno, perché il robot, l'intelligenza artificiale, ovviamente può a un certo punto, quando vi è una parte di un'intelligenza normale debole, può avere il sopravvento, e quindi c'è un aspetto, diciamo, etico. Però bisogna tener conto che quello che non deve mai mancare nella relazionalità tra persone è l'aspetto della pensosità e l'aspetto dell'affettività, due realtà che non sono di proprietà dell'intelligenza artificiale, ma sono una realtà passiva dell'intelligenza artificiale. Quindi diciamo, la dimensione etica non sta nel robot, ma sta in colui che gestisce l'intelligenza artificiale, che può essere una persona che ha una responsabilità verso, supponiamo, un benessere sanitario, intellettuale e anche di altro genere, e può essere anche questa intelligenza artificiale gestita non per cause positive. E lì il fatto, non tanto nell'intelligenza artificiale, ma in chi si avvale e come si avvale dell'intelligenza artificiale. La scienza deve andare avanti, siamo perfettamente d'accordo, però ovviamente l'umanizzazione non può essere seconda a nessuno. Tra l'altro non so se a livello teologico, insomma, c'è un altro, come posso dire, c'è un'altra topica di questi mesi di cui si sta parlando ed è la questione del metaverso. Non so se anche di questo... Sì, certamente, adesso questo non possiamo, ma il metaverso, anche questo è una, diciamo, tematica, non facciamo mai problematica,
che ha bisogno di essere gestita e di essere valutata, e soprattutto tener conto anche dell'informazione, che il metaverso nell'informazione può addirittura alterare la realtà oggettiva delle cose. Quindi siamo in un periodo in cui l'Homo sapiens deve poter essere certo che quello che lui produce in questa dimensione così ab extra sua, però deve poter lui veramente controllarla e non essere poi controllato a sua volta, né lui né la collettività. Allora, il libro che verrà presentato domani si intitola Il Concilio annotato giorno per giorno dal Vescovo Santin. Prima di arrivare a parlare del libro volevo, come sempre, la faccio penare un po'. No, faccio con te perché discuto molto volentieri. Perché nei giorni scorsi, sempre, guarda caso di nuovo, assieme a Paolo Sardos Albertini abbiamo raccontato una figura che, diciamo, nell'immaginario collettivo, ma non soltanto nell'immaginario collettivo, cioè c'erano proprio delle, come posso dire, delle prove della prove loro, provate. Sì, della loro intesa, del loro lavorare assieme, una figura che si collega a quella di Monsignor Santin ed è quella di Gianni Bartoli, del quale il 4 di aprile, dalla cui morte sono trascorsi appunto 50 anni dal 4 aprile. Non so se lei ha fatto in tempo a conoscerlo. Io non solo ho fatto in tempo a conoscere l'ingegner Bartoli, ma proprio su invito dell'arcivescovo Santin l'ho accompagnato a chiudere la vita. Lui si trovava alla Salus e aveva il terrore di poter incontrare Don Rigonat. E allora Monsignor Santin, Ciso, come lo chiamavamo noi. Allora, parlando con la moglie di Gianni Bartoli, gli ha chiesto se se era d'accordo che andassi, certamente, e quindi io l'ho accompagnato proprio, gli ho dato gli ultimi sacramenti, ma poi già ci conoscevamo con Gianni Bartoli, avevamo una buona relazionalità amicale e soprattutto nel periodo, diciamo, della sua dimensione ultima, ogni sera il segretario del Papa Paolo VI telefonava a me per sapere notizie, in quanto Gianni Bartoli fu uno dei primi fucini dell'Istria e di Trieste, che facevano capo allora l'assistente Montini, tant'è vero che Gianni Bartoli organizzò un convegno FUCI a Trieste nel quale partecipò il giovane Montini e ci dovrebbe essere in Sant'Antonio Nuovo la firma che lui ha celebrato l'Eucaristia a Sant'Antonio Nuovo. Quindi ci fu veramente un grande... E poi ricordo sempre anche, conosciuto molto bene i figli di Bartoli, la figlia Marisa e l'altra figlia, insomma siamo stati sempre amici, eccoci, e abbiamo cercato sempre di tener viva questa amicizia tra Santin e Bartoli. Bartoli fu un cristiano, diciamo, sociale, serio, che si è impegnato nella politica, ma che non si è arricchito con la politica. Gianni Bartoli era ingegnere, ha vissuto della sua specificità professionale e quindi poi si è prestato con grande serietà alla politica, soprattutto alla città di Trieste, i primi anni dell'Italia, e poi quindi con tutto quello che era il problema del tempo. E poi si commuoveva nei confronti di tutto il dramma passato dalle popolazioni istriane e dalmate, e quindi si commuoveva, e l'appellativo Gianni Lacrima, sì. Perché aveva questo pathos e voleva proprio che la sua città fosse realmente libera ovviamente dei 40 giorni, si capisce, ma anche dagli angloamericani, no? Allora, e soprattutto quando si parlava dei Cerini lui metteva sempre le mani così per dire, non si voglia condannare nessuno, ma certo che certi di loro erano eccessivamente zelanti agli occupatori del tempo. Allora, parliamo del libro.
Beh, il libro dunque, Monsignor Santin, anche nel periodo della sua quiescenza, rileggeva con piacere, ecco, quello che lui aveva scritto, e i pomeriggi, ecco, siccome io insegnavo teologia, in modo particolare l'aspetto del laicato, poi l'ecclesiologia, eccetera, ecco, io facevo a lui delle domande, ecco, come nel concilio, ecco, si era potuto approfondire, diciamo, il tema della dimensione del laicato, quindi i munera del laicato, la maturità del laico, eccetera, e poi il rapporto tra laico e presbiteri, eccetera. E lui, quindi abbiamo sempre, ecco, approfondito questo, e lui andava sempre nelle sue carte. Sono quattro agende in pelle che io conservo. E allora io gli dicevo, anche perché il cardinale Luciani, che era stato al concilio e che aveva ammirato molto Santin, sempre presente, poi interveniva alla conferenza episcopale triveneta, alla conferenza episcopale italiana, e poi è intervenuto diverse volte in latino nell'aula, e poi anche mandando direttamente i suoi scritti, i suoi commenti alla segreteria. Gli aveva detto più volte: ma eccellenza, pubblichi quello che lei ha scritto. E lui gli diceva: quando non sarò più mi, Don Ettore provvederà. E quindi io ho recepito con grande così pathos, no, questo, e ne ho parlato spesso con un padre gesuita della Civiltà Cattolica, che è stato anche a Trieste, il quale avevamo già presentato alcuni aspetti di questo diario, però allora aveva, in modo particolare, Monsignor Ravignani aveva paura di pubblicare interamente questo diario, perché ci sono le osservazioni dell'uomo Santin. Sì, ho capito. E quindi anche poi dell'ecclesiastico formato nella Mitteleuropa, e poi anche l'uomo che ha vissuto accanto al problema degli ebrei, al problema della mancanza della dignità della persona umana, il comunismo, eccetera, eccetera. E quindi, però, certe cose, ecco, con Galimberti abbiamo dovuto lasciarle da parte. Però padre gesuita della Civiltà Cattolica, ecco, mi dice: no, è necessario che questo, diciamo, diario venga conosciuto. Sono pochi i diari di padri conciliari che sono stati editi, no? Beh, c'è quello di Congar che ha le sue luci, le sue ombre, poi c'è quello di, come si chiama, del segretario del concilio, padre Felici, cardinal Felici, ed altri, ma non molti. Questo è veramente un diario quotidiano, dove c'è l'animo di colui che partecipa da vescovo, da uomo, vede determinate situazioni un po' troppo così superficiali, le condanna, e soprattutto da uomo di direttura ecclesiastica seria, lui non ha mai digerito i 2 bar del concilio, e ne ha parlato con Papa Giovanni. Dice: ma santità, cosa occorreva fare 2 bar? E Papa Giovanni: ma mi hanno detto che forse potevano essere utili. No, solo babezzi. Quindi, e invece potevano servire. Ma è molto interessante. E poi c'è tutto il suo animo, no? L'animo di colui che vuole, ecco, che ci sia un ecumenismo vero, autentico, non irenistico, vuole che ci sia la lingua parlata nella liturgia, desidera una riforma del clero, la riforma del codice di diritto canonico, sottolinea, ed è assieme a Luciani, sul valore del documento della libertà religiosa, cioè è
un uomo che ha portato la sua esperienza dei drammi della nostra gente, quindi le leggi razziali, la situazione dei nazifascisti, poi la situazione dei titini, e quindi ha portato, ecco, la sua umanità al concilio, ma ha portato anche la sua spiritualità, il bisogno, ecco, di far sì che la Chiesa entri nel sociale. Tant'è vero che lui, ancora da parroco di Pola, aveva frequentato i corsi di dottrina sociale a Bergamo, e lì ebbe i primi contatti con il futuro Papa Giovanni XXIII. Eccoci. Quindi, ma è una cosa molto interessante, perché lì c'è l'uomo Santin e l'ecclesiastico che è formato alla scuola, diciamo, asburgica, che però, ecco, sente il bisogno dei segni dei tempi. Non si può, no? Non si può, insomma, mettere una croce in più a quei che si sposa un se serbo, quell'altro se cattolico, bisogna venire incontro, no? Ma se tutti cristiani, questo è il suo grande spirito. E poi, ecco qui, ecco quello che lui ha fatto a favore dei serbi, no? Che erano doppiamente scismatici. Sì. Si erano staccati da Belgrado, erano stati coinvolti dal vescovo Dionisi del Canada, che si era staccato, e quindi erano doppiamente scismatici. Allora lui dice: basta un scisma solo, ritornè. E quindi ha mandato me nel 1972, ecco, io sono stato incaricato da lui, anche da Cardinal Casaroli, ad andare a Belgrado a trattare con il patriarca German allora la possibilità di questo, diciamo, ritorno, perché poi qui c'era Vordelia, voi non vi ricordate tutte le problematiche che erano sorte, avevano messo i microfoni nei luoghi dove il Pope parlava con i fedeli, era successo un gran pandemonio, tanto che il Meridiano aveva parlato a lungo di ciò, forse qualcosa, ma... e Santin dice: no, basta, bisogna risolvere il problema, e aveva parlato allora con il presidente della comunità serba ortodossa, che era un ex ministro del re allora, eccetera. Dice: qua bisogna ritornare, ma là ci sono i comunisti, ma la Chiesa deve andare oltre, basta che siete una volta sola scismatici, non 2 volte. E quindi, documentato, eccetera, sono stato a Belgrado per una settimana, e ci è venuto anche Gerasimovic della comunità serba, che dava la disponibilità a questo ritorno, eccetera. E quindi, ecco, il grande merito di Santin è che ha fatto tornare la comunità serba ortodossa in alveo della Chiesa Madre del Patriarcato di Belgrado. Il libro è realizzato anche con il contributo dell'IRCI. Se non ci fosse stato il contributo dell'IRCI, io non potevo pubblicare il volume, perché sono 470 pagine. Quindi dove... Avete fatto una cernita? O... No, io ho, su suggerimento di alcune persone molto vicine alla segreteria di Stato, abbiamo l'integrità del diario con i commenti di chi erano i padri, eccetera. Poi una cosa unica, io credo, non dico nel mondo, ma in Italia e in Europa certamente, Santin ha voluto che per l'apertura del concilio ci fosse un inno al concilio, fatto fare da Radole. E io ho messo dentro proprio gli spartiti di questo inno, che sarebbe bene rifare. E poi, ecco, diciamo, il suo dire alla Chiesa di Trieste, l'inecessità, la bontà di un concilio, non è stato, diciamo, reticente. Ho capito. È stato immediatamente coinvolto dall'avventura conciliare di Papa Giovanni già nel 59. Domani appunto il volume viene presentato alle 18? Alle 18, sì. E lo presenta Monsignor Crepaldi perché lui ha voluto che io mi occupassi e potessi pubblicare questo libro. Quindi è merito, e sono contento che l'ultimo atto culturale che lui fa, poi dopo, ecco, si mette in quiescenza, non so quale quiescenza, ma comunque, eccoci, dopo tutto questo lavoro di 13 anni, ma soprattutto il colloquio che lui ha voluto avere
tra la cultura cattolica e la cultura laica di Trieste, merita che sia lui a farlo. C'è una continuità, no? Se vogliamo, in questo nella diocesi di Trieste, no? Il dialogo, l'interculturalità, è quasi una cifra, non può essere diversamente in una città come questa. Ecco, dunque noi dobbiamo molto alla, diciamo così, alla gestione asburgica, che dal 1700 ha dato le patenti di libertà di culto sia per i serbi che per i greci, che per gli ebrei, che per i luterani, che per gli elvetici, eccetera, perché a loro interessava che più gente venissero a dare vita alla nuova Trieste, certo. Quindi al porto, eccetera, eccetera. Quindi questo. E da lì, ecco, Trieste ha sempre avuto una tolleranza con qualsiasi altra religione, no? Ed è per questo che il figlio di Maria Teresa ha fatto fuori, diciamo con tanto rispetto, i gesuiti a Trieste, perché Maria Teresa era stata educata da alcuni gesuiti, diciamo, un po' rigidi, e questo non doveva essere possibile per questa nuova realtà di Trieste. Quindi questo è stato un dato di fatto. E poi è importante che Santin già fu uno dei primi vescovi che dunque nel 67 fece gli incontri con tutte le comunità diciamo cristiane di Trieste, a San Giusto, il primo incontro. E ricordo che noi in seminario, lui veniva ogni giovedì a parlare, prima parlava con i professori, poi parlava anche con noi, quando ecco che alla fine, perché io sono venuto nel 65 noi in seminario, e lui ci parlava dell'importanza di frequentare e di poter andare a Tesè. E lui spiegava, alla conclusione del concilio, il Comune di Roma aveva fatto un grande ricevimento per tutti i vescovi, e lui non è andato invece alla presentazione della comunità di Tesè assieme al segretario di Paolo VI. E lì lui è stato affascinato dallo spirito di questi, Roger Schulz, che era il priore, e poi degli altri due che erano con lui al concilio, e a noi seminaristi sottolineava la bontà di questo percorso, e dice questo è il nuovo metodo per l'ecumenismo. Volevo chiedere, è una curiosità che mi viene in mente adesso, ci abbiamo verso la chiusura, insomma, poi io assieme ad Olettore, prima di andare in onda, parliamo di parecchi argomenti, da libri, insomma, tutto quanto. Mi è venuto in mente adesso, io non ti ho mai chiesto come, secondo te, per esempio, mezzi di comunicazione come il cinema raccontano i sacerdoti, cioè quello che si vede corrisponde, cioè ci ricamano un pochettino sopra. Adesso lasciamo perdere, qua abbiamo, non so, preti detective, suore, lasciamo perdere quello, insomma, che fa parte anche di un certo tipo di narrativa, anche accettabile perché è divertente, eccetera. Però per esempio mi veniva in mente, non so perché, mentre stavi parlando, quel bellissimo film che chissà perché in questi giorni ho in mente con Anthony Quinn, che si chiama Nei panni di Pietro. Non so perché mi veniva in mente. Allora, prendiamo quel film là, per esempio, cioè il cinema, come dire... L'ho visto l'altra sera, l'hanno dato... L'hanno ridato? Sì, l'hanno ridato alla televisione. Io ce l'ho in due versioni, tra l'altro. Cioè, i preti cinematografici servono logicamente alle storie che vengono raccontate, però... No, dunque, il primo film che io ho visto tantissimi anni fa è Lo Spretato, se tu ricordi. Questo devo dire di tanto. Con diciamo, personaggi, attori francesi. Quello che mi ha molto colpito. Poi in modo particolare il diario di un curato di campagna. Ecco, sì, poi quei film, poi c'è il Marchese del Grillo, che anche questo è interessante. Poi c'è anche San Filippo Neri, molto bello. So, tipo Le chiavi del paradiso. Le chiavi del paradiso, ma con San Filippo Neri. Insomma,
soprattutto diciamo i preti di strada, Sì, più che sì. il discorso dei... Sì, poi c'è quello Papa Giovanni Paolo II, sì, questi sono già... Ma il cinema che ti presenta anche Don Matteo, per esempio, Sì, 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 non sì, è sì. male, Sì, è no, un discorso che ti fa vedere il vero, diciamo, l'umanità del sacerdote, ed è questo che conta, a mio avviso. E io ho fatto anche un tweet prima di Pasqua, no? Perché il Papa ha richiamato i preti qui e là, fatto bene, il Papa fa bene ogni cosa, ma io ho scritto un tweet, io ho conosciuto dei preti di montagna, sia in Svizzera che da me che qua in Carnia, che tutta la vita l'hanno dato i piccoli paesi, dove sono diventati praticamente fradi, si dice in Friuli, sì, sì. delle persone, la loro gente. E queste persone non sono mai ricordate. Si ricordano, sì, i preti di strada, giustamente, per i drogati, ma questi che hanno dato la vita nella quotidianità, giorno dopo giorno, sì. dimenticati dal centro del potere ecclesiastico, senso buono potere, no? E che siano dati per la loro gente, questo mi commuove sempre. C'è anche... Perché tu vedi l'umanità di questa gente e li vedi uomini di fede, ma anche uomini sociali. E anche... qui che mi interessa, che la Chiesa deve uscire, deve diventare proposta di vita. C'è un episodio del genere, non mi ricordo se è già nel libro, io ho presente il film, non ho presente il libro, ma anche nella saga di Don Camillo c'è il momento in cui lui va sui montagni, quel paesino che aspetta eccetera. che con questo crocifisso, Sì. Beh, io Don Camillo c'ho tutti, Io devo dire la verità, io non volevo vedere i film di Don Camillo, non so perché, per dire la verità, non so perché. Nonostante i miei ogni volta che lo trasmettevano per televisione finivano per guardarlo, eccetera. Guarda Don Camillo, ma non mi interessa. Una volta mi hanno regalato il libro. Io ho preso in mano il libro e ho detto, aspetta che vediamo anche devo dire la verità che da quando ho incominciato a vedere il film per la prima scena, eccetera, mi ha conquistato subito. Non so perché non volessi vederlo per parecchio tempo, non so perché poi ne sia diventato, diciamo così, un fedelissimo, per dire la verità, però probabilmente perché racconta tutto. Io ho conosciuto dei preti alla Don Camillo e anche nelle dei mie sindaci parti, alla Peppone. e anche dei sindaci, sì. E veramente questa umanizzazione è importante nel criterio, nel tessuto sociale. Ecco, poi una figura che mi ha sempre coinvolto, ad esempio quando noi siamo stati ordinati il 6 gennaio del 71, era un inverno terribile a Trieste, se venivano strangolini, allora il nostro predicatore non è venuto. E allora io ho preso in mano il libro Preti così di Primo Mazzolari. E ogni tanto me lo riprendo. Questo come diceva Paolo VI, questa tromba della pianura padana, quest'uomo che ha anticipato nella dimensione sociale, quest'uomo che addirittura lo chiama fratello Giuda. Io ne ho risentiti i suoi discorsi proprio durante questa settimana santa. Questi preti qua, inseriti nella vita della loro gente, questi mi piacciono. E Turoldo? Turoldo ho fatto baruffa, mi controllo. No, Turoldo, dunque, io ero su durante il terremoto a Torlano, abbiamo fatto sto campo, eccetera, no? E come si chiama? C'era un amico di Santin, Biagi Morin, che era amico di Turoldo, e gli ha dato delle cose da portarmi, insomma. E allora viene su Turoldo con sto cappellone, un cappello che aveva così, e si metti là a fare un casino, no? E era della gente che dormiva, cioè persone che stressate, eccetera, eccetera, no? Allora mi dico, padre, ma più piano, ma che più piano, non la capisci niente lei, non vedi che questa gente qua tutta la notte era stata su, Oh, scusa, ho detto, poi dopo, quando lui si è ritirato su a Fontanelle, vicino al paese di Papa Giovanni, più di qualche volta sono andato a trovare. E una volta sono andato con un dentista di Trieste,
al mattino, una domenica mattina alle 10 e lui parlava seduto in questa bella piccola chiesa ma romanica meravigliosa di Sant'Egidio e come mi vedi, di Trieste qua, là, mi facciamo là, che credo. Ma con Turoldo siamo stati amici e poi io vado spesso al cimitero di Fontanelle dove è sepolto Capovilla e vicino è sepolto anche Turoldo. E Turoldo è sempre dei sassetti là, si capisce che qualche ebreo porta questo, sì. No? E più di qualche volta è così, qualche signora che mi dice ma la guardi che in dialetto che maleducati, ma dico signora questi sono i fiori degli ebrei, ah sì, allora che metto anch'io. Dottore, grazie per essere stato con noi, ricordiamo l'appuntamento, poi dopo noi lo trasmetteremo Desumo anche, penso no? Di sì. Quindi più avanti perché domenica noi avremo certo. La diretta per l'ingresso del Vescovo. Mi pare lunedì alle 4:30. Lunedì, poi dopo magari saremo più precisi. Grazie dottore, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Pubblicità, poi parliamo di università. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come vedete c'è parecchia gente per cui abbiamo cambiato un pochettino la nostra disposizione. Parliamo di università, parliamo di un'iniziativa che si chiama Porte Aperte Magistrali, ma parliamo anche di nuovi corsi. Lo facciamo assieme al professor Lucio Torelli, che è il delegato del Rettore per l'orientamento in entrata e in uscita e si occupa anche di job placement, con la professoressa Giovanna Pagan, che è docente di marketing e management al Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, Matematiche e Statistiche e coordinatrice della nuova laurea magistrale in marketing e management, e con il professor Giulio Caravagna, che è docente di intelligenza artificiale per le scienze della vita al Dipartimento di Matematiche e Geoscienze, con il quale parleremo della nuova laurea magistrale in Data Science and Artificial Intelligence. L'ho detto anche senza sbagliare ed è, insomma, non è una cosa da poco. Allora, io direi che tra l'altro volevo fare riferimento a una puntata della settimana scorsa. Avevamo parlato in quel caso del C-Lab dell'università e devo dire che averne parlato mi ha fatto fare bella figura il giorno dopo, quando sono dovuto andare ad un convegno in Area Science Park dove si parlava appunto della necessità che le università mettano in contatto gli studenti con la realtà economica e del lavoro della zona, della realtà dove le università lavorano, e io ho potuto dire guardate che l'Università di Trieste già lo fa, e questo è un dato notevole, insomma. Certo, questo è vero, molto interessante, perché come dicevo anche altre volte l'università di Trieste, l'università della nostra regione, le università italiane sono sempre più in contatto col mondo del lavoro, sia per quello che possiamo dare al mondo del lavoro, sia quello che il mondo del lavoro ci chiede. Ecco, i nostri career service di Ateneo sono pieni di attività, quindi ci sono iniziative di ogni tipo, e da non molto ci sono nate anche delle azioni di coordinamento nazionale proprio per avere un impatto maggiore, quindi ci sembra molto importante questo approccio. Io dico sempre, se quando ero io studente l'università era lì sul colle, in qualche maniera amava staccarsi, adesso invece ha bisogno proprio di calarsi nel territorio e di rispondere a quelle che sono le esigenze del territorio. Ma mi sembra anche che, per esempio, i due corsi di cui parleremo, ecco il microfono, lo vedo e non lo vedo, i due corsi di cui parleremo in questa puntata significano anche che, come dire, l'università sta anche in ascolto, certo. Cioè che ha le antenne. Sì, bisogna stare dietro al passo dei tempi, leggere il segno dei tempi e capire che delle lauree per modalità più che per contenuto, che potevano andare bene tanti anni fa o anni fa, devono essere in continua evoluzione, e questo lo vedremo anche dagli esempi che portiamo oggi. Ecco. Io so che per esempio il corso, adesso non so se già ci sono iscrizioni per esempio per i corsi nuovi eccetera, ma presumo di sì, perché un mio amico che insomma vi ha detto guarda che il corso per esempio di
intelligenza artificiale sta ottenendo un successo di iscrizioni notevole. Adesso io le chiedo scusa, non mi sono informato sull'altro corso, ma mi hanno detto questo di intelligenza artificiale, appunto. Sì, le iniziative ad ampio spettro sull'intelligenza artificiale che ha messo in piedi l'università, che parte con l'area triennale che è cominciata solo pochi anni fa, stanno dando un successo molto, molto chiaro in termini di numero di iscritti, e questa volta presentiamo una laurea magistrale che si colloca in maniera intermedia rispetto alla formazione, quindi abbiamo una laurea triennale, una magistrale e un programma di dottorato, quindi copriamo tutto lo spettro della formazione nell'ambito della disciplina ad alto livello, appunto, di scienze dei dati, intelligenza artificiale, e abbiamo un ottimo sbocco occupazionale. Laddove invece marketing e management di che cosa si occupa? Allora, marketing management è una laurea magistrale. È una laurea magistrale nuova che il Dipartimento, proprio perché, come hai detto tu, deve essere in ascolto sempre, no? Questa laurea vuole proprio rispondere alle nuove istanze che emergono dal mercato del lavoro. Quindi vuole fornire un percorso formativo che consenta a chi si iscrive di intraprendere delle carriere manageriali all'interno del marketing e del management in aziende nazionali e internazionali, sia dei servizi che industriali, che in questo momento si trovano a dover affrontare delle sfide veramente molto complesse, vuoi per lo scenario post-pandemico, vuoi per la digitalizzazione, per la sostenibilità e per la circular economy. Quindi questa laurea vorrebbe, no, fornire quelle competenze sia teoriche che manageriali per far sì che gli studenti, quindi i laureati, le laureate, possano ambire, no, dei percorsi professionali e occupare delle posizioni in questi due percorsi, che però sono distinti. No? Cioè uno è legato al marketing e uno è legato al management, anche se sono il frutto di un processo e di un progetto formativo unico e integrato. Si vuole dare la possibilità di scegliere proprio due percorsi di specializzazione. Quindi chi proprio ambisce a intraprendere una carriera legata all'area marketing, che ha tutta una serie, no, di attività, quindi che possono essere legate alla ricerca di marketing, al comportamento del consumatore, alla comunicazione, alla pianificazione, può scegliere questo percorso e avere tutta una serie di discipline che gli danno la possibilità di intraprendere poi questo tipo di carriera. Io ho capito questo, e chiedo scusa se la interrompo, una domanda che faccio a entrambi. Qua viene fuori il fatto che io abbia frequentato l'università ormai più di 40 anni fa. No, 40 anni fa mi diplomavo, insomma, però comunque in quegli anni, e quindi delle cose non riesco a comprendere, nel senso che per mia formazione sono portato a collegare i due corsi nuovi a dipartimenti già esistenti, cioè per esempio desumo scienze economiche, appunto, cioè la vecchia economia e commercio, perché io devo dare i nomi vecchi, se no non vengo fuori. No? E invece per quanto concerne intelligenze artificiali, matematica, eccetera. Sono percorsi autonomi, chiedo scusa del termine, suggono qualche cosa al Dipartimento, oppure appunto sono corsi che vanno avanti da soli? Allora, rispondo io per quanto mi riguarda, poi allora, essendo una laurea magistrale è un percorso che completa quelle che sono le lauree triennali già offerte dal nostro Dipartimento DEAMS. Chiaramente a questa laurea magistrale possono anche iscriversi studenti e studentesse laureati triennali o in Italia o all'estero con un titolo, diciamo, riconosciuto nel nostro ordinamento, che provengono anche da altri percorsi fuori dal nostro dipartimento e anche fuori dal nostro Ateneo, ovviamente, purché rispecchino ovviamente alcuni requisiti. Quindi il requisito base è avere una laurea triennale. Ok, stesso discorso. Dal nostro punto di vista, anche in questo caso, ovviamente siamo interessati ad acquisire come studenti profili generalmente esperti, interessati, diciamo, a perfezionarsi nello studio delle discipline quantitative. Stiamo all'interno del Dipartimento di Matematica e Geoscienze, che è perfettamente qualificato per questo tipo di laurea, ma gli insegnanti, gli insegnamenti, lo sforzo in generale riguarda tante realtà sul territorio triestino, perché abbiamo, diciamo, unito gli interessi di Sissa, Area Science Park,
ICTP e l'INAF, e quindi abbiamo docenti che vengono da tutte queste realtà. Allora, parliamo invece, professor Torelli, di porte aperte magistrali. È abbastanza intuibile di che cosa si tratta, però analizziamo un po' questa iniziativa, che tra l'altro si terrà la prossima settimana, 27-28. Sì, Porte Aperte Magistrali è questo momento di informazione, di formazione, di incontro, questo momento di Ateneo in cui tutti i corsi di laurea magistrali vengono presentati e quindi c'è l'opportunità di conoscere, di incontrarsi e grazie alla presenza degli studenti che stanno già frequentando quei corsi di sapere anche un po' di più, quindi un momento informativo e formativo. È una tradizione che c'è da tanti anni, una tradizione che c'è in tante università, ma è un momento importante, partecipano alcune centinaia di studenti nelle vari corsi di laurea, c'è un momento breve iniziale, ma ci sono soprattutto i momenti dedicati a ogni singolo corso, perché succede, come hanno detto i colleghi, che magari un laureato triennale può avere interessi vari che spaziano in diverse magistrali, e quindi ecco che c'è la possibilità di andare a conoscere le possibilità che ci sono in una magistrale tenendo conto dei diversi percorsi. Ecco, quindi è un evento importante, un po' perché ci vede come Ateneo uniti in questa presentazione, un po' perché offre la possibilità agli studenti di un momento di conoscenza e di formazione. Chiariamo un dato che forse è un po' spinoso affrontare, però diciamolo insomma, perché sennò forse non saremmo neanche onesti. È come se per qualcuno, non so, fare l'esperienza magistrale all'estero fosse, chiedo scusa del termine, più figo, no? Nel senso, mi sono laureato in Spagna piuttosto che da altre parti, eccetera. Sembra quasi che faccia curriculum. Non è detto che se uno si laurea nella stessa città in cui è nato, questo rappresenti una diminuzione nel suo percorso diciamo, accademico. Certo, c'è un gran desiderio dei giovani, per fortuna, di fare delle esperienze all'estero. Che è comprensibile sotto certi aspetti. È comprensibile, e quindi la possibilità di scegliere dei corsi magistrali in giro per l'Italia, per l'Europa, per il mondo è una cosa molto interessante, questo in uscita ma anche in entrata ovviamente. È chiaro che ci sono esperienze tipo Erasmus, tipo altre possibilità, per cui lo studente nel suo percorso, diciamo, tra virgolette, locale, può comunque fare un percorso, un periodo all'estero, e quindi questo diventa un percorso comunque molto molto interessante. Quindi sono comunque tutte esperienze che aprono, e tra l'altro quello che succede è che il nostro Ateneo, anche nelle magistrali, vede una grande attrattività, soprattutto in certi corsi di laurea, per cui tanti studenti vengono da fuori sede. Quindi c'è da una parte questa esigenza, dall'altra parte la laurea magistrale offre già delle possibilità e al tempo stesso richiama studenti anche da fuori sede. Allora, parliamo più specificatamente dei corsi di laurea. Io chiedo scusa, non è elegante, mi rendo conto, però insomma di intelligenza artificiale si parla, devo dire la verità, con una certa frequenza negli ultimi mesi, no? Fino a qualche tempo fa per molti di noi era il titolo di un film di Steven Spielberg, adesso invece è un concetto che probabilmente sta sulla bocca di tutti, che magari non è che poi sappiano esattamente di che cosa si tratti. C'è troppa disinvoltura nell'utilizzare il termine, esattamente, dovendolo proprio come dire, descrivere in poche parole. Intelligenza artificiale che cos'è? Beh, in questo caso secondo me la definizione corretta è interpretarlo come la nostra capacità di insegnare alle macchine, intese come calcolatori, quindi computer fondamentalmente, a eseguire dei compiti che possono essere anche decisionali sulla base di dati e osservazioni pregresse. E quindi utilizzare questi sistemi poi magari per supporto alle decisioni o comunque in generale. Dov'è per esempio la differenza con gli algoritmi? Beh, algoritmo è un termine che significa procedura di calcolo che dato un input arriva una risposta. L'intelligenza artificiale è fatta di algoritmi, anche. Quindi io quando su Netflix vedo i film che mi vengono proposti, in realtà c'è un algoritmo dietro, anche basato sull'intelligenza artificiale, che stabilisce in base al suo comportamento e a quello di probabilmente milioni di altri utenti Netflix qual è il miglior film che lei dovrebbe vedere stasera. Ok, poi le racconto invece un'altra cosa che è capitata agli albori di Amazon, ma questa è una roba che non posso raccontare qua. Invece
Marketing e management sembrano quasi, anche qua nell'immaginario collettivo, sembrano due cose abbastanza simili. Allora sì, nel senso che marketing è comunque un processo manageriale, no? Quindi anche di marketing si parla molto, il marketing oggi si occupa anche, no, di capire come l'intelligenza artificiale può aiutare, no, migliorare l'essere umano, la vita dell'essere umano, e quindi in qualche modo nell'ambito del marketing parliamo soprattutto del mondo dei consumi, no? Quindi sì, marketing e management sono sicuramente due discipline che si intersecano, sono integrate, però chi vuole specializzarsi nel marketing poi ambisce a delle carriere con dei job description, quindi con dei titoli che possono essere come il brand manager, il product manager, retail manager, eccetera. Chi invece ama di più il percorso manageriale in altre aree, come le risorse umane, come il project manager, no? Allora può scegliere questo percorso dove le discipline manageriali sono di più ampio respiro. È strettamente collegata, almeno in questo caso, con tutto il tema del big data e quindi anche del machine learning, tanto che il percorso nostro di management ha tutta una serie di esami volti proprio a dare questo tipo di competenze, no? Perché sia chi fa marketing, sia chi anche vuole occupare appunto posizioni in altri ambiti manageriali deve imparare a gestire dati e soprattutto deve saper interpretare questi dati per poter poi trasformarli in strategie e decisioni aziendali, no? Sembra adesso, per l'amor di Dio, è un ragionamento fatto a spanne, nel senso sembra che il vostro corso di laurea, i vostri corsi di laurea siano più, come dire, più terragni, nel senso più pratici, non so spiegarvi meglio, e che invece intelligenza artificiale sia qualcosa di più difficilmente afferrabile per chi non è già dentro la cosa. Ma forse, ripeto, è una domanda fatta da chi di queste cose mastica poco. Ecco. Forse dal nostro punto di vista non abbiamo, secondo me, come obiettivo una particolare figura professionale, quanto in realtà un esperto dell'analisi di dati all'interno di vari contesti applicativi generali. Quindi per esempio abbiamo 4 curriculum distinti che vanno dal un curriculum più teorico di fondazioni, quindi per la creazione di metodiche, no, di intelligenza artificiale, fino a 3 curriculum applicativi che ruotano intorno al concetto di industria, dove ci sono tanti lavori diversi, voglio dire, no? Salute e economia e società. Quindi il nostro esperto, che si declina nei vari curriculum, può avere diverse mansioni all'interno di queste macro aree. È d'accordo che il vostro è sono argomenti più, diciamo, più pratici, o proprio è una mia interpretazione? No, assolutamente, allora, più che forse più pratici, sembrano più facilmente fruibili o comunque più vicini, no? Sì, più vicini. Allora, certamente sono dei corsi molto diversi, ed è questa la bellezza anche dell'Università di Trieste, dei nostri dipartimenti, no? Che vogliamo dare delle risposte a delle istanze, a delle passioni, no? Perché a me tante volte piace dire proprio ai nostri studenti, soprattutto chi vuole frequentare una magistrale, scegli ciò che ti piace, ciò che vorresti fare da grande, no? Spesso l'università viene forse anche intesa a volte un po' troppo come qualcosa che deve solo darti un'occupazione. Certo ti deve dare un'occupazione, ma ti deve far anche una forma mentis. Sì, ma far scoprire quello che ti piace fare, quello per cui tu sei più portato, no? Quindi certamente il background e comunque anche il profilo, no, dello studente e studentessa del corso in intelligenza artificiale è sicuramente diverso da quello di marketing management, però come dicevo anche prima, nell'ambito del management ci sono proprio anche degli esami che hanno l'obiettivo, no, di dare una base per questo tipo di ambiti come quella dell'intelligenza artificiale e del machine learning, che possano essere poi applicati al management. Certamente sono profili diversi, quindi non è come dire un'offesa, no? In questo senso, era proprio la mia... È proprio, sono sì, corsi diversi per persone che hanno piaceri e anche ambizioni differenti. C'è da sottolineare anche un dato, e se non lo facciamo rischiamo poi di non rendere giustizia al lavoro dell'università. Alla fine questo tipo di iniziative vedono sempre lo studente, se non come protagonista, ma comunque come posso dire, come fruitore finale. Dobbiamo ricordare anche questo. Certo. Il fatto che per esempio l'università adesso partecipi molto di più alla vita sociale della città rispetto a parecchi anni fa, ok,
è bello, significa parecchie cose, però non dobbiamo dimenticare che l'università agisce sempre per conto degli studenti. Certo, questa è l'idea principale ed è molto importante secondo me quello che noi riusciamo a dare agli studenti, però anche quello che gli studenti riescono a darci, perché è una generazione diversa, una generazione nuova, che raccoglie delle sfide diverse, quindi si parla di questo rapporto di reciprocità. E poi intendo sottolineare una cosa, come dicevano i colleghi, questi nuovi corsi di laurea rispetto a quelli di una volta nascono spesso, se non quasi sempre, da grandi collaborazioni, quindi c'è il docente di economia o di statistica economica che insegna intelligenza artificiale, c'è il docente di statistica medica, c'è il fisico, c'è l'economista, e quindi sempre di più questo segno dei tempi di cui parlavamo prima è proprio una realtà, e quindi le collaborazioni che ci sono e che sono state citate tra diversi dipartimenti, ma anche tra diversi atenei in regione, ma è stata citata la SISSA, l'Università di Udine e altre realtà territoriali, diventano fondamentali proprio nella formazione dello studente stesso. Diciamo anche una cosa che io so per altri versi, ma giova anche ribadire. In questa nuova rappresentazione anche dell'università c'è uno spazio diverso, mettiamolo così, c'è uno spazio diverso anche per chi proviene da dipartimenti umanistici. Certo. Cioè mi pare che ci sia molta più apertura rispetto alla rigidità di un tempo, dove chi veniva da lettere difficilmente aveva a che fare con chi veniva da ingegneria, insomma, fatto salvo incontrarsi nella stessa biblioteca e studiare assieme. Certo, e anche il mondo del lavoro, come dice il nostro ufficio appunto Career Service, riceve sempre più richieste di persone formate in ambito umanistico per varie situazioni, e questo rende molto interessante questo valore che nel nostro paese c'è sempre stato, e quindi ci sembra molto importante sottolineare questo. Quest'anno, ad esempio, come dicevamo credo qualche mese fa, abbiamo avuto un boom di iscrizioni alla triennale di filosofia, ecco, proprio perché quel corso di laurea ha saputo rinnovarsi, rispondere alle esigenze, alle richieste, e questo è stato molto apprezzato dall'alto numero di matricole presenti, quindi è proprio un dato di fatto questo. Voi ci sarete quindi anche il 27 e il 28? Certamente, ci saranno tutti. Quando gli orari di porte aperte magistrali quali sono? Basta andare sul sito, è tutto scritto sul sito, perché abbiamo chiesto di iscriversi proprio per poter avere un riscontro numerico per capire quale aule gestire, e abbiamo comunque sempre un front office all'entrata dell'università sul lato sinistro, sempre aperto e disponibile, proprio per indirizzare, perché gli studenti che sono già nostri studenti sanno come regolarsi, certo, come girare, mentre gli studenti che eventualmente che vengono da fuori apposta, è chiaro che hanno questo punto di riferimento del nostro ufficio di orientamento, del nostro front office sempre disponibile. Tocca anche a voi la domanda che ho fatto a tutti i vostri colleghi, forse a lei l'ho già fatta, quindi eventualmente la esonero della risposta. Però, ma se vuole intervenire dica pure. Io chiedo sempre ai docenti universitari che vengono da noi se si incomincia già a vedere nella popolazione universitaria, nel frattempo venutasi ad iscrivere, se loro sono gli studenti del periodo immediatamente successivo alla pandemia, che a mio modo di vedere per gli studenti delle superiori ha significato parecchio in termini di relazioni sociali, eccetera. Si intravede anche nel loro approccio all'università tutto ciò, oppure, ringraziando Dio, è un problema che magari si sono lasciati alle spalle, o comunque, diciamo così, non è così come dire, importante come magari noi potremmo credere? Secondo il mio punto di vista, chiaramente l'impatto su anche le modalità di didattica è stato notevole, perché abbiamo potuto fare lezioni a distanza, no? Per tanto tempo. Forse la cosa migliore è riuscire ad imparare qual è anche il positivo di quel modo di organizzare il nostro lavoro, perché permette magari di fruire contenuti in maniera sincrona, sì. E quindi forse c'è un effetto sicuramente sull'approccio dello studio, allo studio dello studente, ma probabilmente si può costruire per andare a cercare di fornire un servizio anche migliore ai nostri studenti. Cioè far di necessità virtù. Esattamente. Sì, concordo con quanto ha appena detto il mio collega. Credo che anche l'Università di Trieste è riuscita, no, a
cogliere in questo contesto sicuramente molto complicato e che per molti studenti certamente, anche per noi docenti, no? Sì, certo, ci ha stravolto, perché certo. nel giro di poco mi sono trovata personalmente a fare lezioni, mi ricordo in garage, per riuscire a gestire bene gli spazi a casa mia. E però secondo me come Università di Trieste, come Dipartimento, ma direi come Università, siamo riusciti veramente a cogliere un'opportunità per migliorare anche la nostra modalità di veicolazione dei contenuti. Teniamo conto che nelle lauree magistrali molti, almeno nel nostro caso, molti sono i lavoratori o a full time o comunque che magari stanno facendo dei lavori, no? Part time. Quindi la possibilità di dare delle fruizioni dei contenuti anche no, asincrona, quindi la possibilità di dare delle registrazioni. L'Università di Trieste ha mantenuto la possibilità di ascoltare le registrazioni anche in un momento successivo. È uno degli elementi che è stato sottolineato dagli studenti e studentesse come un punto di forza e anche come un punto di soddisfazione. Quindi io credo che per noi anche la lezione sia impariamo a cogliere anche da questi contesti, no, con queste situazioni difficili, delle opportunità per migliorarci e migliorare il servizio che possiamo dare a tutti i nostri studenti. Gli avevo fatto poi questa domanda anche a lei o no? Non mi ricordo, forse sì, però una parola, l'impatto c'è stato, c'è poco da fare, l'abbiamo visto, io soprattutto, le magistrali abbiamo un certo ritardo, ma i ragazzi del primo e secondo anno sono quelli che hanno fatto 1 o 3 anni in situazione difficile. Come si diceva, bisogna cogliere questa opportunità, capire, io credo che il discorso delle lezioni in presenza, del poter frequentare l'Ateneo, di poter fare la vita universitaria come abbiamo fatto noi, diventa un elemento molto importante, ecco, aiutarci a crescere, perché sono ragazzi particolarmente aperti, particolarmente intelligenti, particolarmente che hanno la possibilità di accedere a tantissima conoscenza. L'importante è poter poi andare in profondità in questi argomenti. In questo senso bisogna fare un lavoro ed è compito di noi docenti, in base a questa situazione, capire questo, come cambia la modalità, come cambia, senza sminuire ovviamente i contenuti, la modalità di rapportarsi con i ragazzi proprio come momento di formazione, ecco, proprio. Siamo in chiusura, io ringrazio i miei ospiti, il professor Lucio Torelli, la professoressa Giovanna Pegan e il professor Giulio Caravagna per essere stati con noi. Buon lavoro. Grazie. Ricordatevi anche, insomma, anche chi è matricola, per dire la verità, o anche chi vuole iscriversi all'università, insomma, pensi anche che ci sono anche queste eventualità per voi fra 3 anni. Tanto noi abbiamo persone che tornano a studiare alla laurea magistrale anche dopo qualche anno, quindi poi anche porta aperta è per tutti. 3 anni passano anche a quell'età persino troppo presto, per dire la verità. Grazie davvero, buona serata, noi ci vediamo domani alle 18. Grazie. Buonasera, grazie a tutti. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione